Si torna a parlare del progetto della diga sul torrente Vanoi. In Primiero oggi ne ha discusso il Consiglio regionale Veneto. Veneto dove l'opera divide i sindaci della montagna, contrari all'opera, e quelli della pianura che la vorrebbero per risolvere il problema della siccità. Il PD chiede che il Veneto si schieri contro il progetto allineandosi alle province di Trento e Belluno. Il Consorzio di Bonifica Brenta non intende gettare la spugna e annuncia un piano di indagini sulla sicurezza geologica in seguito alla pubblicazione della relazione finale del dibattito pubblico firmato dal responsabile del Ministero delle Infrastrutture. L'ipotesi sarebbe un bacino più piccolo di quello iniziale, da 20 milioni di metri cubi a servizio della pianura veneta, costo stimato 170 milioni di euro. Al momento non è previsto un finanziamento da parte dello Stato. Sentiamo un passaggio della consigliera del PD Camani, oggi in Consiglio regionale in Veneto. Quello che non accettiamo è la perenne ambiguità in cui state costringendo il Consiglio regionale su questa opera da anni. Quindi io, capogruppo Villanova, accetto qualsiasi riformulazione che però contenga chiaramente queste parole. La Regione del Veneto dà parere contrario sulla diga del Vanoi. Punto. Tutto il resto non è mediazione, non è costruzione politica, è ambiguità. Come hanno fatto tutti gli altri. Non è che la provincia di Trento, la provincia di Belluno, i comuni bellunesi hanno detto vediamo cosa dicono i tecnici, ci conformiamo al parere dei tecnici. Hanno detto di no. Chiaramente.